Amici sportivi, buon pomeriggio da Cristian Miranda. Benvenuti al Francolo Monaco di Mondello. Oggi c'è la sfida tra Parmaval e Cus Palermo che si gioca nel passaggio del turno agli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Ricordiamo che la partita di andata disputata una settimana fa sul campo del Cus è terminata con il risultato di 1-1. Entriamo qua. Verso il Cuba. Viene fischiato fallo e ammonizione per Tarantino, quindi calcio di rigore per il Cus Palermo. Secondo l'arbitro è tutta di rigore. Morana e segna ed è gol quindi per il Cus Palermo. Attenzione, Torres e trova il pareggio. Torres 1-1, pareggia la Parmaval con Torres. Attenzione, qua respinta di Tarantino, ha trovato provare. Attenzione qui, ancora ci crede il Cus con Bertano. Termina qui i tempi regolamentari. Si procederà direttamente dai tiri di rigore. Morana segna il primo rigore. Tarantino parato da parte di Mortillaro. Cubi per il secondo rigore del Cus. Non sbaglia. Russo. Non sbaglia. Buon anno per il Cus Palermo. La para Tarantino. Totorappa. E non sbaglia. Sheriff. Attenzione. Anche lui sigla in gol. Piscopo. Viene parato. Sbaglia quindi Morana. Torres. Gol. Pareggio della Parmaval. Andrà numero 14 La Rocca e segna. Bonello e segna. Arusa. Sbaglia. Zerbo e vince la Parmaval e i colpi di rigore grazie a Gaetano Zerbo e giocherà gli ottavi di finale.